Buongiorno da Sicilia 24, questi titoli di oggi. Muore dopo essere stata travolta da un'auto a Porto Empedocle nell'Agrigentino, la 64enne investita davanti un ristorante in via Crispi. Catania ha indagato per violenza sessuale su una collega. Giuseppe Reina, direttore sanitario dell'ASP di Catania ed ex primario dell'ospedale di Paternò. Il medico è stato sospeso. Messina, dopo l'estinzione del processo per il femminicidio di Sara Campanella per la morte di Stefano Argentino, i genitori della studentessa non si arrendono. La famiglia verso la denuncia della mamma del giovane per favoreggiamento e concorso. Al figlio scriveva: volere è potere. Siracusa, associazione a delinquere, sequestrati 6 milioni di euro. Fra i 7 indagati c'è anche l'ex assessore regionale Fabio Granata. Avrebbe avuto il ruolo di finanziatore occulto e di reclutatore di prestanome. Un'ora di pioggia ha messo in seria difficoltà l'area urbana ed extraurbana di Alcamo nel Trapanese. Auto distrutte, strade diventate fiumi, cantine allagate, danni alla chiesa del Santuario della Madonna dei Miracoli. Trova un portafoglio con 700 euro nel Messinese, lo restituisce al proprietario. Protagonista di Onestà, un giovane senegalese che vive a Catania come venditore ambulante. Calcio, Torre del Grifo, il logo, ma anche il recente mercato sono alcuni dei temi trattati in conferenza stampa dal direttore generale del Catania Zarbano e dal direttore sportivo Pastore. Ben trovati. Una donna di 64 anni, Isabella Messina, ha perso la vita a Porto Empedocle dopo essere stata investita da un'auto davanti a un ristorante lungo la via Crispi in contrada Marinella. La procura ha aperto un'inchiesta. Davide Sardo. Tragedia a Porto Empedocle. Una donna di Agrigento, Isabella Messina, 64 anni, ha perso la vita dopo essere stata travolta da un'auto in corsa lungo via Crispi in contrada Marinella. L'impatto è stato violentissimo. La donna, che si trovava a pochi passi dalla sua abitazione, è morta sul colpo nonostante i disperati tentativi di rianimazione dei sanitari del 118. A guidare la Renault Clio era un 21enne di Porto Empedocle, rimasto illeso ma in stato di forte shock, tanto da essere trasferito in ospedale per accertamenti. In macchina con lui c'era un passeggero, entrambi sono stati ascoltati dagli investigatori. Sul luogo della tragedia sono intervenuti gli agenti del commissariato di frontiera di Porto Empedocle, che hanno raccolto le testimonianze dei residenti, e la polizia stradale di Sciacca, impegnata nei rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Le indagini proseguono per chiarire le cause dell'impatto e stabilire eventuali responsabilità. Indagato per violenza sessuale su una collega Giuseppe Reina, ex primario a Biancavilla e Paternò e attuale direttore sanitario dell'ASP di Catania. Per lui è scattata la sospensione per un anno. La procura ne aveva chiesto l'arresto. Angelo Gagliano. I fatti in oggetto impongono un atteggiamento di rigorosa attenzione, quanto fa sapere l'azienda sanitaria provinciale di Catania, prendendo atto del provvedimento del giudice che ha sospeso per un anno il direttore sanitario Giuseppe Reina, 63 anni, ed ha avviato le procedure di esecuzione dell'ordinanza. Secondo l'accusa, quando era primario delle unità operative complesse di chirurgia di Biancavilla e di Paternò, Reina avrebbe tenuto comportamenti espliciti finalizzati a ottenere prestazioni sessuali dal personale femminile della struttura, forte del suo ruolo gerarchico, anche durante i turni di lavoro. Di tutti gli episodi contestati, il giudice per le indagini preliminari ha ravvisato gravi indizi di colpevolezza per una occasione commessa nei confronti di una collega donna, medico chirurgo. Approfittando dello stato di soggezione della vittima, contesta la procura, l'avrebbe anche indotta a subire atti sessuali. Gli episodi sarebbero avvenuti in presenza di pazienti con gesti rapidi, scrivono i magistrati, da impedire alla donna di difendersi e di manifestare il dissenso. Fatti che sarebbero stati ripresi dal sistema di videosorveglianza. La procura aveva chiesto l'arresto di Reina, ma il GIP non ha ritenuto di concederlo. Le accuse non hanno retto davanti al GIP e non reggeranno in caso di ricorso della procura davanti al Tribunale del Riesame. Lo dice l'avvocato Rosario Pennisi che assiste Reina. A fare avviare l'inchiesta è stata la dottoressa
dottoressa che era una stalker del mio assistito, aggiunge il legale, e questo lo abbiamo dimostrato ampiamente facendo vedere lettere e messaggi che inviava al suo ex primario. L'unico episodio contestato è avvenuto in sala operatoria e non era un gesto volontario, e lui è la vittima del fango che adesso è stato sollevato, conclude Pennisi. La procura deciderà se impugnare il rigetto. E intanto ieri a Messina si è chiuso il processo per la morte di Sara Campanella, per la morte appunto a causa della morte in carcere di Stefano Argentino. I genitori però della ragazza hanno presentato un'esposta denuncia sulla madre di Argentino, il dolore della madre di Sara e le parole degli avvocati di famiglia. Sentiamo Francesco Triolo. Prego. Sinora c'è stato silenzio necessario per un dolore così grande. Ma noi siamo qui per la giustizia di Sara, perché Sara deve avere giustizia. Vogliamo la verità. Se ci sono responsabilità, e allora si trovino. Il dolore di Cetti Zaccaria, la madre di Sara Campanella, è nascosto dagli occhiali scuri all'uscita dal tribunale di Messina. La sentenza pronunciata dalla Corte d'Assise ha da poco chiuso il processo a Stefano Argentino, non luogo a procedere per estinzione del reato, per morte del reo, ma il percorso giudiziario non sembra essersi concluso. I legali della famiglia di Sara hanno annunciato un'esposta alla procura nei confronti di Daniela Santoro, la madre di Stefano Argentino, per valutare se sussistano le ipotesi di favoreggiamento e concorso nel reato commesso dal figlio, che era imputato per omicidio aggravato premeditato. La madre era a conoscenza di tutto quello che l'Argentino faceva, di tutto quello che l'Argentino pensava, e non c'è stata mai da parte della madre un ostacolo a questo comportamento ossessivo. Depositati anche dei messaggi in cui la madre gli scriveva: dai tempo al tempo, o volere e potere. E in un messaggio alla madre, dopo aver saputo della morte di Sara, il giovane studente universitario scrive: l'avevo detto io perché l'avevo colpito in quel punto lì. In un altro messaggio, che non si sa se sia stato inviato, Stefano Argentino avrebbe scritto: mamma, tu sai quanto io sia vendicativo, e la madre sarebbe stata anche al corrente dei suoi pedinamenti. All'udienza non erano presenti i genitori di Argentino, ma c'era l'avvocato della famiglia. Mi lascia un po' basito, perché se effettivamente, come è stato detto, queste responsabilità emergerebbero dagli atti di indagine, come mai allora non è stato proprio il PM in corso di indagine, quindi quando ancora Stefano era vivo, a fare una variazione del capo di imputazione e iscrivere altre persone al registro degli indagati? Associazione per delinquere, sequestrati 6 milioni a Siracusa, 7 persone, 8 società riconducibili a un gruppo Onda. Tra gli indagati c'è anche l'ex assessore regionale Fabio Granata. Orazio Longo. Il GIP di Siracusa ha disposto il sequestro preventivo di 5.600.000 euro nei confronti di 7 persone e 8 società riconducibili al gruppo Onda, che si occupa di distribuzione di energia elettrica, in particolare tra Sicilia e Sardegna. L'indagine della Guardia di Finanza risale 10 anni fa e ha per oggetto una pluralità di reati fallimentari, tributari e contro il patrimonio, taluni dei quali reiterati e commessi con una sistematicità da denotare l'esistenza di una vera e propria associazione per delinquere, si legge nell'ordinanza. Tra le 7 persone indagate c'è anche Fabio Granata, ex assessore regionale ed ex presidente della Commissione regionale antimafia, che si è dimesso recentemente da assessore al comune di Siracusa, anche se per lui il GIP parla di posizione assai sfumata, ipotizzando un ruolo di finanziatore occulto e reclutatore di prestanome. Le accuse a vario titolo per gli indagati sono di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di autoriciclaggio, bancarotta, reati fiscali e associazione a delinquere per la commissione di truffe. Secondo gli inquirenti, ad assumere il ruolo di capo sarebbe stato Luigi Martinez, cognato di Granata. A corredo dell'inchiesta vi sarebbero le intercettazioni telefoniche della Guardia di Finanza. Un 44enne campano è stato arrestato appunto dai carabinieri di Palermo per resistenza e lesioni a persona incaricata di pubblico servizio, perché secondo l'accusa, sprovvisto di biglietto, avrebbe aggredito colpendolo con schiaffi e pugni un controllore dell'AMAT che gli aveva chiesto di scendere per comminargli una sanzione amministrativa. Dopo l'aggressione l'uomo è fuggito, ma poi è stato identificato. Il GIP ha poi convalidato
convalidato l'arresto, disponendo nei confronti dell'indagato l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Domenica scorsa, all'alba, la circonvallazione di Acate è diventata pista per un'ennesima corsa clandestina di calessi, un fenomeno che intreccia degrado, scommesse illegali e criminalità organizzata. Sentiamo Gerry Italia. Cavalli lanciati al galoppo preceduti da una staffetta di scooter e moto ad alta velocità. Così all'alba di domenica scorsa la circonvallazione di Acate si è trasformata ancora una volta in pista clandestina. Poco dopo le 5:30 del mattino decine di giovani, anche minorenni, hanno assistito e documentato la corsa con video diffusi sui social a poche centinaia di metri dalla caserma dei carabinieri. Scene che raccontano non solo la sfida illegale ma anche il disprezzo per le regole e per lo Stato, perché dietro a queste competizioni si muove un sottobosco di stalle abusive, cavalli tenuti in condizioni di degrado estremo e doping per aumentare le prestazioni. Un giro che secondo l'OIPA vede la partecipazione non solo di pregiudicati ma anche di giovanissimi sempre più attratti da questa subcultura dell'illegalità. Il sindaco di Acate, Gianfranco Fidone, rilancia l'appello alle istituzioni: servono controlli costanti e un fronte comune per fermare un fenomeno che rischia di radicarsi nel tessuto sociale. Le indagini sulle corse clandestine hanno già svelato in passato legami con la criminalità organizzata e la presenza di fantini con precedenti penali. È lo stesso motivo che portò nel 2009 alla sospensione del Palio di San Vincenzo, tradizione storica della città, che il sindaco vorrebbe ripristinare. Non posso che esprimere un grandissimo rammarico. Acate è indissolubilmente legata al cavallo, vista la tradizione ultracentenaria di un palio che purtroppo non si tiene da qualche anno e che noi come amministrazione vorremmo riportare in auge. Episodi del genere che vanno fortemente condannati, ovviamente non ci aiutano su questa strada. Oggi, con nuove generazioni coinvolte e un giro d'affari che non si ferma, il timore è che Acate torni a essere epicentro di un'attività criminale diffusa e radicata. Agenti della squadra mobile della questura di Siracusa hanno arrestato 4 egiziani per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Secondo l'accusa sarebbero gli scafisti dell'imbarcazione con a bordo 17 migranti sbarcati il 7 settembre ad Avola. Anche a Ragusa ha fermato un 18enne egiziano sempre per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e sarebbe stato lo scafista dell'imbarcazione con a bordo 75 migranti intercettata dalla Capitaneria di Porto poi sbarcata il 7 settembre scorso a Pozzallo. Siracusa, oggi è il giorno della partenza italiana del Global Movement to Gaza per portare aiuti umanitari. Alle 14 appuntamento con la stampa e poi la partenza che naturalmente seguiremo nel corso dei nostri prossimi telegiornali. Un'ora di pioggia tra le 22 e le 23 di ieri sera ha messo in seria difficoltà l'area urbana ed extraurbana di Alcamo con diversi allagamenti, come vedete dalle immagini Facebook di Andrea Chiarelli. Per fortuna nessun danno alle persone, ma ingenti i danni a beni mobili e immobili, auto distrutte, strade che hanno ceduto, cantine allagate, danni alla chiesa del Santuario della Madonna dei Miracoli, all'interno 50 centimetri di fango e detriti, pensate sul posto per tutta la notte la polizia municipale, i vigili del fuoco, la protezione civile, gli operai del comune, chiuso per precauzione il santuario. E adesso cambiamo pagina, 21 rotazioni settimanali, biglietti agevolati per i residenti, nuove rotte. Già dalla prossima estate l'aeroporto di Comiso si prepara a una nuova fase di rilancio. Veronica Barbarino. E nella continuità territoriale la chiave per rilanciare lo scalo di Comiso che si prepara a cambiare passo grazie a 21 rotazioni settimanali e a 328.000 posti l'anno. È la terza continuità territoriale che la regione siciliana mette in campo dopo quella degli aeroporti di Lampedusa e Pantelleria. Ci abbiamo lavorato negli ultimi 2 anni, siamo riusciti a ottenere tutte le autorizzazioni, anche quelle previste dalla Commissione europea e finalmente dal 1° novembre si partirà. 15 i milioni di euro messi in campo dalla Regione per permettere ai residenti di viaggiare con Aero Italia verso Roma a 56 euro e verso Milano a 68 euro, più ulteriori sconti possibili per anziani, studenti, bambini e disabili residenti in Sicilia. Ci sarà il collegamento diretto con l'Inade che nelle prevendite sta andando benissimo, al di là di ogni più rosea aspettativa, e noi chiederemo ad ENAC se è possibile il raddoppio.
si ha finalmente il doppio collegamento con Roma, che secondo me è importantissimo, e finalmente l'aeroporto ha stabilità che qui non si è mai avuta negli anni. Comiso più vicino al resto d'Italia, con nuove opportunità di crescita per residenti e imprese. Abbiamo aeroporti in crescita, abbiamo ovviamente la voglia di portare altro traffico, si faranno molti investimenti grazie ai fondi messi a disposizione dal governo regionale anche attraverso i fondi di sviluppo e coesione. C'è un progetto legato al cargo che sta andando molto bene avanti e ci sono altri progetti che sono finanziati per migliorare l'infrastruttura e renderla più appetibile. In arrivo la gara per l'area cargo e in estate le nuove rotte Aero Italia per Torino e Bologna. La regione intanto adegua i collegamenti extraurbani agli orari dei voli da e per Comiso. Adesso c'è una pausa, torniamo tra poco. Seconda parte di Sicilia 24, l'ordinanza del sindaco De Luca sul conferimento rifiuti a Taormina cancella il diritto del riposo. Così il comitato diritto al sonno, costituito dopo le nuove regole di conferimento rifiuti del sindaco, che impone ai cittadini di gettarli dall'1:30 alle 5 del mattino. Desiree Ferlito. Una signora anziana che dal balcone della sua abitazione in prossimità del corso di Taormina si disfa di un sacchetto della spazzatura gettandolo dal balcone. Il video della signora, condiviso sui social dal sindaco De Luca, non possiamo mostrarvelo, è stato lo stesso sindaco a rimuoverlo dopo essere stato rimproverato dalla madre. Ma questo è servito ad accendere la già calda battaglia per l'ordinanza sugli orari di conferimento dei rifiuti a Taormina, che obbliga i residenti del centro storico a conferirli tra l'1:30 e le 5 del mattino per 7 mesi l'anno. È una regola che colpisce soprattutto anziani, lavoratori e persone fragili che evidentemente hanno delle difficoltà a farsi aiutare da parenti e amici in quegli orari notturni. La polemica sui social è stata immediata, un'agonia mediatica contro una donna anziana, il volto disumano di questa ordinanza, scrive il Comitato per il diritto al sonno, uno dei principali soggetti oppositori del primo cittadino, che chiede orari di conferimento più urbani. Noi ci siamo subito schierati in modo solidale con la signora e chiediamo nuovamente con forza che venga ripristinato il nostro diritto, il diritto a riposare, il diritto di avere almeno 7-8 ore consecutive di sonno. Azioni di questo genere rischiano di allontanare i residenti dal centro storico e trasformare Taormina in quello che è un palcoscenico senza anima. Trova un portafoglio con 700 euro e decide di andare a cercare il proprietario per restituirglieli. Il protagonista di questo gesto esemplare di onestà che ha fatto notizia è un giovane senegalese, uno dei tanti venditori ambulanti. Lorena Dolci. Ecco Samba e Salvatore, una foto che racchiude una piccola storia di onestà, un gesto raro che diventa eccezionale quando contraddice tante narrazioni sugli stranieri che arrivano in Italia. Samba Youm infatti è un senegalese di 31 anni, uno dei tanti Vukumpra che ci capita di incontrare nei mercatini. Sabato scorso trova per terra un portafoglio, dentro ci sono 700 euro e documenti. Samba rintraccia il proprietario e 2 giorni dopo parte da Catania e lo riporta a Salvatore Monaco, un elettrauto di Giardini Naxos, che racconta commosso quel gesto inaspettato. Ho premesso anche che non hanno toccato nessuno, c'era un'ingente somma nel portafoglio, non hanno toccato il nulla. Poi non le dico la bontà di questi ragazzi che non volevano neanche che io lo ricompensassi con qualcosa. Cosa che ho fatto, giustamente ho fatto il mio dovere. In questo video girato dal nipote di Samba, il momento della consegna, fatta proprio come si vede, senza aspettarsi niente in cambio. Li ringrazio di cuore, loro, la loro umiltà, la loro dolcezza, ragazzi che meritano di stare in un territorio come l'Italia, che a volte ci sono dei pregiudizi, ma non tutti siamo uguali. Un grazie ed un impegno. Farò di tutto, dice l'elettrauto, per garantirgli un posto regolare nel nostro mercatino. E adesso ci fermiamo, c'è un'altra pausa, torniamo tra poco per il calcio.
Passiamo al calcio, Torre del Grifo, il logo, il recente mercato, sono alcuni dei temi trattati dal direttore generale del Catania e dal direttore sportivo in conferenza stampa ieri. Sentiamo Marco Carli. Il punto del lavoro fatto finora, soprattutto sul mercato, ma anche inevitabilmente lo sguardo rivolto al futuro con tappe importanti come Torre del Grifo e il logo. Il direttore generale e il direttore sportivo del Catania partono dal metodo, lo fa Zarbano. Nessuna rivoluzione, dice, ma chiarezza dei ruoli. E sull'avvio fulminante specifica, siamo solo all'inizio. Si parla anche di cifre, dopo i numeri dello scorso bilancio con le perdite, poi ripianate dalla proprietà. Quello che io dal 30 giugno 2025 è un bilancio che è comunque in perdita, perdite che sono state coperte dall'azionista. Nonostante questo però, in questa sessione di calciomercato abbiamo ottenuto anche un notevole risparmio da un punto di vista economico e finanziario. C'è stato un abbattimento del monte ingaggi che si ripercuoterà nel bilancio del prossimo anno. Torre del Grifo, se sarà assegnato al Catania, ha confermato che si partirà dalle esigenze della prima squadra. I campi, dunque. Sul logo, dice Zarbano, richiesta fatta 2 mesi fa ma attesa da parte della curatela. Squadra, Di Tacchio ha ripreso ad allenarsi con il gruppo. Celli, Caturano e Rolfini fanno lavori differenziati. Chiuso il mercato estivo, i rinnovi diventano la priorità. Non tutti i giocatori in scadenza potranno rinnovare, ma si vuole tentare di tenere gli atleti validi che sono in gruppo. Non è scontato che ci possa essere un rinnovo per chi ha scadenza. Un professionista fa il professionista e si comporta da tale fino alla fine. E adesso è finito il TG, dunque la linea va alla rassegna stampa. Io vi ricordo che il prossimo appuntamento con l'informazione su Telecolor sarà alle 14. A tutti una buona giornata.